Eccoci qui amici a questo nuovo appuntamento con i vlog di YouTube. Questo è un appuntamento conviviale e fra pochissimi secondi vi dico con chi siamo, dove siamo e perché siamo qui. Anzitutto vi ricordo che questo vlog è legato anche ad un articolo sulla Gazzetta Sarda, perché io scrivo sulla Gazzetta Sarda per molti di voi che non lo sanno ancora, una testata giornalistica che si sta ritagliando il suo posto, il suo bel posto nella stampa sarda, quindi lo trovate online e vi invito appunto a leggerlo e quindi creare dei vlog e anche incontrare delle persone che si attivano e fanno parte di un elemento culturale associativo importante ma anche sociale dal punto di vista sociale è il motivo appunto per cui oggi sono qui e sono in compagnia di Angela Cussu. Ciao Angela, benvenuta insieme a noi. Grazie, benvenuta a voi. Grazie a te, grazie a voi perché tu sei la presidente di questa associazione che si chiama... ADA è l'associazione per i diritti degli anziani. Siamo qui a Sassari dove? Siamo a Sassari, in questo momento ci troviamo all'Oratorio di San Giuseppe che ci ospita nei suoi locali, in particolare ci troviamo nella stanza della Torretta. Questa sala viene utilizzata durante la settimana per diversi scopi e attività della nostra associazione. Che attività? Parlane. Le attività sono di tre tipi nella nostra associazione, ma l'attività che si svolge qua è a livello ludico, quindi qua in questa stanza noi giochiamo al burraco, che non è un gioco fine a se stesso, un gioco di carte, un comune gioco di carte. Abbiamo adottato questo tipo di gioco per i nostri associati nell'intento di stimolare la memoria durante il gioco. Quindi c'è un incontro, c'è un appunto, incontro e uno scopo ben preciso infatti, per attivo l'attività. proprio per poter insomma, stare insieme e far parte Sì. di una condizione anche umana, possiamo dire, perché Certo. questo gioco ti porta, no, anche Certo. a delle caratteristiche poi insomma che delle Sì. persone devono, come dire, sviluppare. C'è anche una campionessa. C'è anche una campionessa di Sì, burraco. infatti noi abbiamo una maestra di burraco Ecco. che come volontaria segue il gioco e i partecipanti durante questa unica giornata settimanale che dedichiamo al gioco. Passiamo alle altre attività e Ecco. poi parliamo dell'organigramma anche di chi è Sì, composto. insomma. un'altra attività che è il nostro fiore all'occhiello è il salotto di Ada. Il salotto di Ada è un incontro settimanale, anche questo si tiene di pomeriggio, è il giovedì, finora è stato il giovedì. Si occupa di un tema molto importante che è il tema dei temi, ossia quello della condivisione, dell'accoglienza e dell'integrazione delle persone. Qui si trattano ogni volta dei temi ben precisi, ogni settimana si cambia titolo e discutiamo su quel titolo che in prevalenza i nostri titoli, i nostri argomenti richiamano sempre il valore morale. Quindi c'è un incontro anche per temi esistenziali anche, no? Sì, Insomma. soprattutto. Bello, Soprattutto. molto interessante. Il tipo di persone, insomma, quante persone ci sono qui che... Sì, il target di persone che partecipano sia ai giochi sia al salotto è un target di persone che hanno piacere di stare con gli altri. Non parliamo di bisogni, qua c'è il piacere di stare insieme ad altri e condividere. Normalmente queste attività si svolgono con una presenza dalle 13 alle 15 unità ogni volta. Ecco, sta riscuotendo molto successo, è andata bene in questa stagione passata e speriamo di continuare. Bello. Aggiungeremo ancora delle altre attività che però sono in programma ma finora non ci sono state. Da quanto è nata l'associazione? Allora, l'associazione affonda le sue radici dal 1990 su scala nazionale. Nasce come costola della Will Pensionati, Ok. dalla quale però è indipendente in senso amministrativo. Mhm. Di fatto però noi siamo sempre in contatto e in collaborazione Certo. con la Will Pensionati. Ecco, a Sassari invece è stata la prima in Sardegna, la nostra sede, nel 1995. È rimasta aperta fino al 2017, fino a quando l'allora presidente c'è stata la sua dipartita. Quindi c'è stata una sospensione di quasi 6 anni e nel 2023 Non ricordiamo il nome. sì, era il signor Antonio Cadeddu.
quindi che insomma il è signor Antonio deceduto Cademus. in quell'anno e quindi da Sì, quel sì, momento sì. non si è... Nel 2023 abbiamo riaperto i battenti. Dopo la famosa pandemia, perché Sì, ovviamente... Ecco, appena dopo la famosa pandemia abbiamo ricostituito l'associazione che era proprio chiusa. E lì siamo partiti con un gruppetto che crede nell'utilità di quello che è ADA. E siamo ripartiti, c'è stata la partecipazione di tutti e le idee, abbiamo messo insieme le idee, la volontà, la fatica il tempo anche. E anche e soprattutto Perché- il tempo, che è quello che ha più infatti, valore alla nostra età. Infatti. Perché da giovani il tempo sembra che ce ne sia tanto, invece ora no. Voglio dire che una persona anziana, quale anch'io potrei essere, potrebbe star bene un anno, ma l'anno successivo magari arriva qualcosa che o di salute o di altro che poi ne impedisce. Quindi anche il senso di stare tutti insieme è molto importante. Ogni minuto passato insieme è sempre molto importante, infatti. è il valore del tempo. Ogni minuto passato insieme dà il valore al tempo. Bella questa frase, molto Sì. interessante. Avete visto che qui c'è un'interazione continua di contenuti Sì. che noi attraverso il vlog cerchiamo, appunto io cerco di dirvi e trasmettere attraverso ovviamente loro, anche perché poi io chiederò a lei, anzi no, glielo voglio chiedere subito, mi posso permettere, che voi dovete sapere che lei è anche scrittrice. Non l'ha detto, ma ve lo dico io. Dici due cosette su di te, Angela, perché Sì. noi ci conosciamo da qualche anno e anche io ho seguito i tuoi percorsi, insomma tu sei scrittrice. Adesso approfitto proprio della situazione perché devo dire proprio a voi ascoltatori che la persona qui a fianco a me, Bruno Lombardi, è stata una persona che mi è stata di grande aiuto in una tesi di laurea, la mia ultima tesi di laurea, dove un buon capitolo l'ho dedicato a un libro che proprio lui invece ha scritto. Ecco, lui insieme a un suo cugino hanno scritto un libro che riguardava i postumi della seconda guerra mondiale, le persone che sono state in prigionia. Ecco, parlando di uno zio di Bruno, io ho potuto aggiungere al mio lavoro di tesi ed è lì che è nata la nostra amicizia, il nostro modo di collaborare, il nostro modo di vedere la cultura, perché qua stiamo parlando di cultura. È vero. Devo dire che ADA è un'associazione che mira moltissimo al mondo culturale. Perché non è vero che l'anziano ha bisogno solo di svagarsi, l'anziano ancora ha bisogno di conoscere e questo suo conoscere lo fa star bene. Anche da poco abbiamo avuto un incontro che proprio riguarda sempre il lavoro che fa Bruno Lombardi, ma che comunque per lui è un grande aiuto. Abbiamo assistito all'Ottava dei Candelieri, è stato un evento per noi organizzato in 448, ma ha visto tutti i partecipanti, anche lì eravamo una ventina, tutti i partecipanti molto soddisfatti di tutte le spiegazioni che hanno avuto grazie al nostro Bruno. No, e lì mi permetto di dire che si è visto proprio un ambiente vostro culturale che era direttamente riflesso sulla tradizione popolare dei Candelieri, quindi vuol dire che tutte le persone che ci sono qui riescono ad integrarsi all'interno di un ambito culturale perché ce l'hanno già dentro. E non è poco. È vero, abbiamo un insieme di persone che sono molto molto legate alla cultura e quindi di qualsiasi tipo e natura essa sia, loro accettano sempre di buon grado ogni nostra proposta. Parliamo dell'organigramma dell'associazione, dici? Ecco, tu sei la presidente? Io sono la presidente e ho il mio gruppo costitutivo che eravamo prima 7 persone, ora siamo rimasti 5, però dovrà ritornare ad essere 7 persone. E poi abbiamo i volontari, che è la spina dorsale della nostra associazione. I volontari è una parola molto importante perché non è facile trovare i volontari, seppure noi non li leghiamo frequentemente ai doveri, però è un impegno abbastanza importante ed è difficile trovarli. Quindi tutti siamo volontari e ce ne servono sempre di più perché ogni attività ha bisogno del suo volontario specifico. Quindi chi viene qua come volontario per il gioco delle carte non è il volontario che può venire per la ginnastica, per esempio. Per una passeggiata culturale, per dire. Ecco, quindi i nostri volontari hanno diverse provenienze culturali. Quindi possiamo anche dirlo, insomma,
venite, no? Insomma, interagite, fatevi Sì, sì, conoscere. sì. Qui c'è, Sì, sì, sì. vi garantisco io che c'è veramente una serietà, ma basta insomma ascoltare e vedere quello appunto che vi sta dicendo Angela, che Sì, sì, insomma sì. traspare la serietà e la professionalità. Quindi venite, che è una cosa molto importante e interessante, e sicuramente ne trarrete anche voi delle cose Sì. positive. E poi c'è un altro aspetto molto molto importante, ci sono gli iscritti. Mm. La nostra società, l'associazione prima di tutto lavora anche per gli iscritti che annualmente pagano la loro sua quota e ci aiutano moltissimo. Molte cose le facciamo grazie agli iscritti. Speriamo che siano sempre di più e soprattutto che trovino interessanti le nostre proposte, perché comunque devo dire che già da un anno a questa parte abbiamo avuto una ventata di iscrizioni che hanno confermato ancora per il 2024 e soprattutto sono sempre molto interessati a conoscere quelle che sono le nuove proposte. Quindi a questi iscritti noi non ci siamo smentiti agli occhi dei nostri iscritti nelle Ecco. promesse che sono state fatte, Perfetto. perché abbiamo sempre mantenuto le promesse e siamo andati anche oltre le promesse. Bello. E finora Bello. questo è stato sì un grande sacrificio, ma tanta tanta soddisfazione. Bello, sono molto contento. Avete visto che insomma parla bene perché è una persona di cultura. Quindi avete avuto la possibilità in questo vlog insomma di vedere una persona di cultura, quindi che non è mai scontata la cosa e insomma non si trovano quasi più in giro così tante persone. E avete visto delle immagini anche della sala nel frattempo in cui noi stiamo parlando, e quindi spero vi sia gradito anche il luogo. Avete visto che questo luogo è veramente curato, non sembra neanche una solita sala di un'associazione dove magari ci vedi forse qualche tavolo in più magari per fare un po' più di didattica, per dire. Qui invece ci sono tutti, avete visto insomma i tavoli predisposti, i luoghi appunto predisposti proprio per la convivialità e per godere anche della compagnia delle persone facendo attività. Per cui noi magari adesso possiamo anche salutarci. Credo che insomma hai detto anche abbastanza e quindi Sì. insomma i nostri amici hanno visto questo. Ci salutiamo. Ci salutiamo. Ricordiamo alla fine dove siete, quindi siamo a Sassari. Noi siamo a Sassari, In la via- nostra sede operativa è qua, in via Alghero Alghero se- numero 76 e siamo all'oratorio di San Giuseppe. E di questo ringraziamo Don Tonino, il parroco della Perfetto. parrocchia di San Giuseppe, che ci ha dato questa possibilità di utilizzare questi locali. Perfetto. Però abbiamo la nostra sede fiscale, che è la sede di via Moroni numero 5, presso gli uffici della UIL Perfetto. in via Moroni. Un indirizzo email ce l'avete? L'indirizzo email Così è lo diciamo. adasassariodv@gmail.com. Perfetto, quindi potete contattarli anche lì e saperne appunto di più e insomma Il sui nostro social. numero di telefono Ecco. è il 339 81 46 200. Perfetto, è così, vi contattano, insomma, contattateli, conoscete queste realtà che fanno sempre piacere anche all'anima, ma soprattutto è un modo per, come dire, interagire con le proprie voci, la voce di un'associazione, la vostra voce per fare cultura, per fare interazione. Quindi con questo io vi salutiamo, grazie Angela, Grazie a di voi. questo invito, mi ha fatto molto molto piacere essere qui e quindi al prossimo appuntamento con questo blog. Ricordate, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace come sempre e continuate a seguire anche le puntate di Mamma Sardegna, mi raccomando. Un saluto a tutti.